Siamo con i vincitori di questa edizione 2021 del Gran Premio della Vittoria, sono infatti col proprietario Filippo Monti, allevatore se non sbaglio, e Antonio Di Nardo che ha condotto Tile-Étoile alla vittoria. Partiamo dal guidatore. Antonio, Tile-Étoile si è presentata in grandissima forma e ha anche dimostrato feeling con la distanza. Sì, i complimenti li faccio soprattutto al raspante perché mi ha chiamato per guidare la cavalla, accordato con Filippo, e me lo disse che la cavalla era in grossa forma, in condizioni. Sai, poi dopo la partenza per perdere secondo me bisognava trovare una buca. Comunque davvero complimenti per questa bellissima prestazione. Adesso chiedo la parola subito a Filippo Monti. Intanto l'emozione di vincere il Gran Premio, poi ti chiedo ovviamente un commento tecnico sulla corsa. No, l'emozione c'è, è il primo, è da tanto tempo che uno lavora sempre per far meglio, e questa è un po' la ciliegina sulla torta per me, ma soprattutto per una cavalla fantastica che ha dato tantissime soddisfazioni, che è migliorata veramente tanto alla fine, è resa più duttile. Lei è la cavalla più professionale che ci possa essere. In più va fortissimo. Tattica niente, una volta che è riuscita a sfilare davanti, che ha graduato 1 chilometro, è ovvio che era diventata una bella favorita, e l'ultimo giro così veloce, una chiusa così veloce ha giustificato il fatto che lei abbia vinto. Bene, ringrazio Filippo Monti e Antonio Di Nardo, davvero ancora tanti complimenti per questa vittoria, e per ora dalle scuderie è tutto.